Sono tanti piccoli fattori di disturbo alla base del calo generalizzato che sta interessando le strutture alberghiere del territorio. Anche gli hotel di Rapallo stanno ricevendo meno richieste, sia da clientela straniera sia da quella italiana. Un calo deciso a giugno e una leggera ripresa a luglio, ma che non ha permesso di tornare sui livelli dello scorso anno. Anche per agosto le previsioni indicano un calo, anche se esiste la variabile dei molti ospiti che scelgono di prenotare all'ultimo momento. Chi va in vacanza cerca meno complicazioni possibili, così che il meteo incerto di inizio giugno e le criticità nella viabilità legate al ponte Morandi rendono la riviera del Tigullio meno desiderabile. Unitamente a questo, altre località estere con caratteristiche simili sono ritornate competitive dopo annate complicate. Chi per la crisi economica, come la Grecia, chi per le poche garanzie sulla sicurezza, come Turchia ed Egitto, che ora sono tornati ad attrarre turisti stranieri, che negli ultimi anni avevano scelto il Tigullio. La durata media dei soggiorni è in calo costante nelle ultime annate, si attesta tra i 3 e 4 giorni per la clientela straniera e gli 1 e 2 giorni per chi arriva dall'Italia, con preferenza per il weekend. Rispetto agli anni appena trascorsi è cresciuta la percentuale di ospiti che decidono di rimanere solamente per una notte. La tipologia di clientela che sceglie Rapallo rimane molto variegata, in una città che può essere adatta per più esigenze. Tante famiglie, sia coppie giovani che coppie mature e gruppi di persone anziane.